video. Oggi siamo al Piano Fugazze, facciamo un giro d'anello, facciamo il sentiero di arroccamento del Monte Cornetto. Sono in compagnia di Elena. Oggi è una bellissima giornata, il sentiero è un po' esposto ma sicuramente è fattibile per tutti. Ciao, a dopo. Segue il percorso del ponte Avis, il ponte tibetano. Un po' prima del ponte, circa dopo 1 chilometro dalla partenza, si devia sulla destra per il Monte Cornetto. Noi teniamo a destra, andiamo su per il sentiero lì, andiamo su verso il Monte Cornetto. Prima parte siamo sotto bosco, poi andremo su verso un canalone tutto esposto al sole, una veduta a 180 gradi. Cornetto, sentiero 175, un'ora, salita Emile 0,85. A metà della catena del Sengio Alto c'è il Monte Cornetto, anche questo teatro di battaglia della Prima Guerra Mondiale, come nel vicino Pasubio. Ed anche qui il genio militare ha creato una serie di camminamenti davvero straordinari per collegare le varie postazioni difensive. Anche qui, come per famosa strada delle 52 Gallerie, hanno realizzato una serie di sentieri intagliati nella montagna e in grado di proteggere i soldati dal nemico, quindi poco visibili dalle montagne, dalla neve, e comodi a sufficienza per permettere loro di portare viveri e munizioni in modo agevole. Sale del Pasubio, in cima c'è Cima Palon e il Rifugio Papa. A questo punto, arrivati alla forziera del Cornetto, per chi vuole può salire al Monte Cornetto, che sia una vista a 360 gradi. C'è una piccola ferratina da fare, se vuole un po' un passo fermo. La ferratina è fino lì, poi c'è il sentiero. Noi invece andiamo verso Passo Campogrosso a fare il nostro sentiero. Guardate che spettacolo! Il sentiero continua, che spettacolo! Poi arriveremo a quel passo là e scenderemo dall'altra parte verso Campogrosso, o in alternativa facciamo quel sentiero lì che scende verso il Giro delle Maglie, Passo degli Onari, il Monte Cornetto.
Ci sono dei passaggetti un po' esposti, fare molta attenzione. Monte Carega. Basta, dove vi porto? Il sentiero che faremo passa sopra la passerella là, dentro la galleria e su. Pare impossibile. Ti tiene su. Qualche anno fa hanno messo queste pedane, ponte tibetano, sulle strade del re. Come fa a star su? È appoggiata solo in punta. Passo del Baffia, questo è il Baffia. Noi andiamo al passo delle Gane, 10 minuti. Arrivati in fondo al sentiero, adesso o a destra verso Campogrosso e le Maghe, Giro delle Maghe, o a sinistra verso il ponte Abis e giù la macchina. Deciso, andiamo giù per le Maghe, allunghiamo un po', però è effettivamente molto più bello. Non facciamo il ponte tibetano. Prima eravamo là, al passo Baffia. Il sentiero E5, Selletta Nord, 20 minuti, poi passo delle Piane del Fugazze, 1 ora e 20. Di nuovo salire all'ultima salita della giornata. Si scende fino a Piane del Fugazze, tutta discesa, speriamo. Manca poco la macchina, dopo 14 km e mezzo e circa 6 ore di cammino più pause siamo ritornati. Giro impegnativo non per tutti, non per bambini, ci vuole passo fermo, soprattutto la parte alta del sentiero. Quando si arriva in fondo, si arriva al passo Baffia, si decide se girare a sinistra come noi verso Campogrosso o girare a destra verso le Maghe. Cosa vuol dire? Bellissimo giro, giornata stupenda e ci vediamo alla prossima da Michele. Ciao ciao. Ciao, alla prossima.